Stavano facendo ginnastica gli studenti di una seconda classe del liceo artistico quando ad un tratto si è staccato un pannello in cartongesso dal soffitto. Solo per un soffio, non ci sono stati feriti. L'insegnante è stato sfiorato, secondo quanto hanno riferito i ragazzi ai genitori. L'incidente è avvenuto nella palestra del CONI in viale Vittorio Veneto, di proprietà del comune da qualche anno. Alcuni genitori questa mattina, dopo aver appreso la notizia dai figli, hanno scritto una mail alla nostra emittente. Da anni quella palestra versa in condizioni di degrado, non si dovrebbe far rischiare la vita ai nostri ragazzi per negligenza. Per fortuna non si è fatto male nessuno, il dato reale è che da troppi anni la manutenzione sulla palestra del CONI non viene eseguita. Adesso già oggi, tra oggi e lunedì, interverremo con un lavoro di tamponamento temporaneo e poi a settembre finalmente cominceranno i lavori di riqualificazione della copertura della palestra del CONI. Pannelli pericolanti già da tempo, anche se il problema si sarebbe accentuato a causa della pioggia di queste ore. Sono pericolanti legati al fatto che ci sono delle infiltrazioni dalla copertura che sarà oggetto di riqualificazione e di intervento con anche un investimento importante. Purtroppo in occasione di questi temporali si è accentuato il problema e c'è stata questa caduta di questo pannello. Da oggi scatteranno le verifiche per valutare se la palestra sarà accessibile nei prossimi giorni. Ci riserviamo di fare le verifiche e di mettere appunto in sicurezza l'ambiente. L'obiettivo mio è che gli studenti piuttosto che chi opera all'interno della palestra possa farlo in assoluta sicurezza, quindi se ci saranno le condizioni le attività potranno proseguire, diversamente sarò costretto a sospenderle perché non voglio correre alcun rischio che qualcuno si possa far male.